Venezia deve essere un esempio per l'Italia, guardando ai fatti e alle risposte da dare e alla meritocrazia per chi fa il bene della città. L'ha detto il sindaco Brugnaro all'Arsenale, incontrando i candidati al comune e alla municipalità che lo sostengono nella ricandidatura, insieme al governatore Zaia. Con il sindaco Brugnaro abbiamo condiviso 5 anni di spettacolare amministrazione, abbiamo dato luogo a quello che è un nuovo rinascimento per questa regione e lui per il comune. E direi che è fondamentale continuare così, la laguna, Porto Marghera, la portualità, la sanità e molto altro ancora, essere sempre sul pezzo, andare d'accordo e condividere il percorso assieme. A Venezia in questi ultimi anni c'è stato, grazie ad una collaborazione mai vista tra regione e comune, un nuovo rinascimento, così l'hanno definito Zaia e Brugnaro. Il sindaco uscente ha poi puntato il dito contro parlamentari e deputati veneziani. Hanno fatto, era meglio se non facevano nulla, hanno fatto. Ce n'è uno che si è vantato addirittura di aver sterilizzato il voto della regione e del comune dentro il consiglio dell'autorità portuale, quasi che non contasse il nostro parere. Si va avanti lo stesso, decide il ministro. Ma ti domandi cosa stai dicendo? È lo stesso candidato, lo stesso parlamentare che ha perso le elezioni qua, che è diventato parlamentare là, cioè i peggiori li promuoviamo a Roma e i danni prima li facevano qua, adesso li fanno a Roma. Lo stesso che ha detto riapriamo la linea dei bivi, perché il sindaco ha perso i finanziamenti, cioè per distruggere la vita alla gente. Non li ho persi, li ho spostati da altre parti. Purtroppo questi si vantano di aver fatto l'agenzia che ha espropriato completamente i cittadini, non solo il comune come sindaco. I cittadini di Venezia oggi, per quello che è la norma di legge oggi presentata dentro un decreto sicurezza del Covid, tolgono ogni autorevolezza al comune per le acque lagunari, le acque del comune, anche i rii della città, perché non potremo più scavare i rii noi. Infine il presidente Zaia si rivolge ai cittadini. Io faccio un appello ai cittadini veneziani ma anche veneti, in generale a tutti i veneti. Le urne si aprono il lunedì alle ore 15, si può votare domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 3 del pomeriggio. Fino allora è bene non far festa ma pensare a lavorare per le elezioni e per le nostre squadre. Dall'altro voglio rassicurare tutti sulla qualità della sanificazione dei seggi elettorali, sulle norme di controllo, sul fatto che abbiamo fatto fare i test a tutti gli scrutatori, per cui dico a tutti andate con totale e piena tranquillità.